Cari telespettatori e telespettatrici, ben ritornati qui con noi come sempre con il nostro spazio in collaborazione con lo SPI-CGIL del Veneto. Quest'oggi parleremo di un tema molto delicato in cui si parla normalmente quando c'è la ricorrenza, il momento. Adesso in realtà la ricorrenza non c'è, ma c'è una giornata significativa per cercare di continuare a combattere contro la violenza alle donne, e la violenza non ha età perché moltissime sono le donne un po' più anziane e anche anziane che subiscono varie forme di violenza, non soltanto nell'ambito delle pareti domestiche, quindi in famiglia, ma anche in alcuni rapporti interpersonali magari stretti. Cosa si sta facendo? Cosa sta facendo il coordinamento donne dello SPI-CGIL da tantissimo tempo? Cosa sta organizzando? Ne parliamo con le nostre ospiti qui in studio. Abbiamo il piacere di riavere qui con noi Rosanna Bettella, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Responsabile del coordinamento donne dello SPI-CGIL del Veneto. E poi siamo in collegamento con Chiara Bonato, segretaria generale dello SPI-CGIL di Vicenza. Ben arrivata anche a Chiara. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie anche a lei, segretaria. Allora, cominciamo qui in studio appunto con Rosanna Bettella, perché in modo particolare c'è da ricordare un'iniziativa del 25 novembre. Sì. Prossima, perché? Cosa avete un'iniziativa, intanto, come ogni anno, noi ogni 25 novembre organizziamo un'iniziativa. Quest'anno ha un carattere speciale perché, visto le condizioni e la situazione che stiamo vivendo, abbiamo dovuto costruirla in maniera completamente diversa, quindi organizzarla in streaming, e invitando delle ospiti e un ospite maschio. Siamo anche contenti che ci sia questo gruppo che in qualche modo proverà a fare il punto su questa tragedia, perché la violenza contro le donne e il femminicidio è una tragedia di questo Paese, che per troppo tempo non è stato, affrontato, ma diciamo che negli ultimi anni ha avuto un'accelerazione anche di interesse e di impegno anche da parte dello stesso governo. D'altra parte ci sono anche degli obiettivi europei e mondiali, no, che ci costringono, no, a prendere posizione e a mettere in campo tutto quello che è possibile per contrastare questo fenomeno così drammatico per molte donne. Quindi il 25 di novembre in streaming avremo varie figure che affronteranno il tema. Da una responsabile del centro Veneto, dalla responsabile di un centro antiviolenza Belluno Donna, che porterà i dati un po' del Veneto, di questo fenomeno, come si è manifestato soprattutto in quest'anno, in tempo di Covid, no, e di virus, perché anche aver vissuto un lockdown ha voluto dire un aumento del fenomeno, in qualche modo non tanto del femminicidio in sé, ma della violenza senz'altro. E poi ne parlerà un'avvocata qua dell'Ordine degli Avvocati di Padova, da un punto di vista una avvocata penalista, e in più anche esperienza nell'educazione con i ragazzi, con le ragazze, nelle scuole, perché è molto importante l'educazione e discutere, no, con loro, con le nuove generazioni di questo tema. Poi ne parlerà Eleonora Pinzuti, che è una formatrice ed una ricercatrice che noi poi come coordinamento Donne SPI utilizziamo molto nella nostra formazione per rafforzarci nel nostro ruolo di donne, che in un'organizzazione come la CGIL va rafforzato, sempre di più. E poi abbiamo Ottavia Piccolo, un'attrice che vive a Venezia, quindi fa parte ormai del nostro territorio, e
e che ci ha messo a disposizione una sua uno spezzone di una sua interpretazione proprio sempre su questo tema. Questa è una giornata che viene organizzata a livello unitario? Sì, perché viene organizzata a livello unitario, sì, con i coordinamenti donne sia dello SPCGL che dell'FNP CISL e WILP-WIL. Fra gli ospiti, dicevo, c'è anche un uomo, che è Antonio Romeo e che è un consular di un'associazione che si chiama Cambiamento Maschile. Ecco, lui si occupa sia di sportello con uomini maltrattanti, diciamo, che naturalmente si devono rivolgere là a livello volontario, non è che ancora nessuno obbliga, mi sembra, gli uomini che usano violenza con le loro partner o in famiglia, se proprio non hanno commesso degli atti dei reati, molti di questi invece ci vanno a livello volontario perché insomma hanno capito che bisogna farsi seguire, che non è una questione da affrontare. Dopo entriamo nel merito specifico, quindi questa è la giornata. Sì. Allora, passiamo la parola adesso anche a Chiara Bonato che ci sta seguendo, che così la rendiamo partecipe. Segretaria, lei si occupa di Vicenza, in modo particolare a Vicenza è stato istituito uno sportello operativo sul territorio. Raccontiamo di che cosa si tratta. Peraltro noi più volte abbiamo parlato con Vicenza come città anche in passato, perché era particolarmente dinamica sotto questo profilo e attiva con diverse iniziative anche del comune, degli assessorati. Adesso vediamo cosa state facendo voi. C'è un messaggio: se si subisce una violenza a chi ci si deve rivolgere? Alla fine non finiscono in galera e ci ritroviamo peggio di prima. Attenzione che questa cosa bisogna affrontarla bene adesso. Grazie del messaggio a chi l'ha mandato. Chiara Bonato, cosa state facendo? Ecco, appunto, risponde anche in parte alla domanda. Per quel che riguarda il territorio di Vicenza, c'è qualcosa che si può fare per chi subisce violenza? Allora, noi intanto come CGL di Vicenza e lo SPI dà un contributo fondamentale a questo sportello, sia logistico che di impegno. Abbiamo aperto appunto uno sportello contro le molestie sui luoghi di lavoro. La CGL di Vicenza ha firmato anche un protocollo con le associazioni datoriali su questo ancora nel 2015. La nascita di questo sportello due anni fa circa, poi il Covid naturalmente ha un po' rallentato il lavoro, ma ha permesso a 31 donne, di cui 4 stranieri e 7 uomini, ci sono stati anche dei maschi che si sono rivolti a noi, di venire a denunciare atti di molestie, violenza, mobbing, soprattutto molestie e violenza è quello di cui ci occupiamo, all'interno dei posti di lavoro. La maggior parte sono abbastanza suddivisi tra manufatturiero e terziario, ma i casi sono i più diversi. Passiamo dalle discriminazioni sui posti di lavoro, alcune hanno denunciato una violenza familiare, fino ad arrivare al caso più sconvolgente che abbiamo avuto, che è stato quello di uno stupro nel posto di lavoro. C'è una violenza proprio perpetrata nel luogo di lavoro, uno stupro vero e proprio, in un'azienda? Uno stupro vero e proprio, sì, in un'azienda, sì. E non posso logicamente dire no, assolutamente, però qua le chiedo un attimo, ma queste persone vengono a segnalare la questione a voi, ma non è corretto, qui un po' chiedo se viene dato come consiglio, è bene prima procedere o contestualmente alla denuncia ai carabinieri, se la segnalazione, perché magari resta soltanto voi, non so se avete contatto con l'autorità giudiziaria o perché magari dopo non possono intervenire. Arrivo a rispondere anche alla domanda che ci aveva fatto probabilmente un'ascoltatrice via messaggio. Bisogna tener conto che queste donne non è semplice denunciare una violenza e quindi noi siamo in parte un intermediario tra quella che è l'azione subita e l'azione da fare successivamente. Ci vedono come un territorio neutro. Poi una delle cose che abbiamo imparato nei vari corsi di formazione che abbiamo fatto prima di aprire questo sportello è che non si può costringere una donna a fare una denuncia. Permettetemi un ricordo personale: un paio di anni fa è mancata un'amica che era un'avvocata di Vicenza, l'avvocata Fazzina, che si occupava di questi temi, e una donna il giorno del suo funerale disse: grazie perché mi hai dato il tempo di capire quando era il tempo di denunciare.
quindi non si possono costringere le persone a fare una denuncia, bisogna seguirle psicologicamente e capire anche quale sia il percorso migliore e quale sia il percorso migliore per loro, perché altrimenti si rischia di aggiungere violenza a violenza. Logicamente in casi più gravi che vanno da uno stalker persecutorio pesante, per esempio che abbiamo avuto in un'azienda da parte di un collega a questo caso, si consiglia alle donne di rivolgersi all'autorità giudiziaria, mi permetto di dire soprattutto alla polizia, nel senso che la polizia e anche la questura di Vicenza sono attrezzate, hanno un servizio dedicato sia alla violenza che allo stalking, possono mettere in atto attività investigative di un certo tipo. Consiglio veramente di rivolgersi soprattutto alla polizia più che magari ad altri organi, perché proprio c'è una specializzazione su questo tipo. Noi accogliamo queste denunce, cerchiamo di parlare con le donne, se è risolvibile per via sindacale si prova a risolverla per via sindacale, che è molto difficile, altrimenti si sostiene la donna fino all'arrivo della denuncia usando tutti gli strumenti che abbiamo nel territorio. Perfetto. È arrivato un messaggio. In contratto con il centro antiviolenza. Coordinate con il centro. Un attimo solo se la regia può rimettere in onda il messaggio che era appena arrivato. Sapete al lavoro quante volte vengo squadrata dal basso verso l'alto dai maschietti? Anche questa è violenza. In certi ambiti lavorativi, questo è l'essere magari anche con epistolato con dei commenti eccetera, può essere considerata una forma di non dico violenza ma di stalking. Ad alcune magari persone, donne, può dare anche particolarmente fastidio, può creare imbarazzo. Cosa consigliate? Guardi, una cosa, oggi tra l'altro è il 20 di novembre, è la giornata dei diritti dei ragazzi e dei fanciulli. Lo dico perché fin da piccole siamo costrette a subire, ci sono due tipi di molestie, c'è quella violenta, ma c'è quella molestia che riceviamo da piccole, da adolescenti poi tutti i giorni, che sono le battute, lo squadrarti, commenti sessisti e quant'altro. Ed è una violenza più subdola ed è una violenza molto più difficile da fronteggiare, e a maggior ragione bisognerebbe, lo diceva prima Rosanna, agire sulle generazioni più giovani. Noi purtroppo le abbiamo subite, io anche, ma insomma credo molte di noi, le battute sul proprio corpo, sul proprio fisico, sulla propria sessualità. Le abbiamo subite e forse siamo state anche zitte. Le ragazzine e le ragazze adesso spero che imparino a rispondere come si deve e a non accettare, come posso dire, anche quella violenza subdola e non manifesta. Quella che lo fa poi ti risponde: no, ma sei esagerata, no, ma stavo facendo una battuta. Bisogna dire: no, non sono battute, tu non ti devi permettere di parlarmi in questo modo. Lo so che è difficile, ma noi dobbiamo insegnare alle ragazze a farlo, perché è assolutamente fondamentale. Anche questa è violenza, e anche questa è violenza che avviene anche nei posti di lavoro. Certo, comunque adesso diamo una pubblicità, poi torniamo insieme alle ragazze, ma va insegnato anche principalmente ai ragazzi, che forse magari molte mamme assecondano. Non si può introdurre la castrazione chimica, si risolve più che il carcere. Questa potrebbe essere una soluzione in caso di Ma non è vero, perché chi violenta trova altri modi per violentare. E quindi a noi. Allora, torniamo insieme su questo tema molto importante e anche con la vostra partecipazione. Pubblicità, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi.